Buongiorno Renzo. Caro professor Maggi, Tac. finalmente ci rivediamo. Siamo già nel nuovo anno. Sai che bisogna bussare? Ah, non lo sapevo. E dopo te lo spiego perché, ma perché c'è anche una valenza. Ma come erotica. bussare così? Sì, esatto. Picchia e tac. Dopo fuori onda te lo spiego. Come nella pubblicità che dice tac. Allora, anno 2025, un sacco di roba. Siamo nel 2025, Sì, abbiamo un sacco di carne al fuoco. roba frizzantina. Poi tra l'altro adesso siamo più al 20-21, quindi Sì, siamo anche al vento. Gli- Sembra sì. che il giubbotto perché gli amici sanno che registriamo un po' di puntate. E oggi c'è Trump che si trampa. Nella giornata di oggi Trump fa il giuramento, quindi entra in carica ufficialmente. Trump ogni volta, allora, fino a poco tempo fa era il male assoluto. Adesso che si sono accorti che è diventato presidente, non solo in America ma anche da noi, io sentivo un paio di trasmissioni televisive dove c'erano i giornalisti che erano contro Trump assolutamente, cominciano a ricredersi. Lei ha ragione. Il fatto che è andato giù in Israele il suo portavoce e dopo 2 giorni c'è la pausa. Professor Maggi ha ragione. Quindi sì, non è solo in Italia che si va sul carro del vincitore. No, diciamo che va dappertutto. Questa è una regola che... Però che la vittoria di Trump abbia, che quelli che vogliono ironizzare chiamano Trump, la vittoria del presidente Trump ha portato molti osservatori che una volta erano fintamente neutri e realmente contrari alla sua linea politica, ultimamente stanno cambiando. Sì, poi, allora, la Meloni è l'unica, da quanto ho capito, l'unico premier europeo presente. Verissimo, l'unico presidente del Quanto Consiglio. gli brucerà in Francia Macron? Quanto gli brucerà il tedesco, che tra l'altro adesso vanno anche votazioni? Loro sì. E l'ultimo, quanto gli bruceranno in Italia? Professor Maggi, Salvini secondo me gli brucia tanto, ma perché non hanno potuto andare? Esatto. Sì. Salvini però è stato il primo in Italia a diventare palesemente amico di Trump. Anche Conte però, che lo chiamava Giuseppe. Anche Conte, Conte è un uomo al di là del bene e del male. Cioè? Nel senso che è impossibile è impossibile da definire. Però è vero, chiamava Conte, lo chiamava Giuseppe, ma forse perché uno era presidente del Consiglio e l'altro era presidente degli Stati Uniti, quindi diciamo che i 5 Stelle nei confronti di Trump avevano una posizione ideologica tragicamente forte nei suoi confronti. Poi Giuseppe in modo un po' diverso, però. No, comunque alla fine tu cosa ti aspetterai? Non dico un condizionale o un congiuntivo, tu cosa ti aspetti da Trump? Questa è una bella domanda. Il professor Maggi, mi complimento perché la sua è una domanda molto si dice, saperlo. La sua è una domanda intelligente, capace. È per questo che sei stupito. Come? È per questo che sei stupito. No, sono felice di essere confermato nel fatto che lei è un acuto osservatore. Sagace. La difficoltà nel comprendere cosa può fare è perché anche lui ogni tanto dice una cosa e poi fa esattamente il contrario. Però la potenzialità di voler fare dagli Stati Uniti numero uno nel mondo, the first, e poi l'esplosione tecnologica fra la sinergia fra lui e Musk e non solo Musk, perché poi ci sono tantissimi altri, ce ne sono anche molti altri, l'oligarchia tecnologica che lo sta appoggiando. Anche lì vedi che non è solo italiano che corre sul carro del vincitore. Zuckerberg adesso è diventato tutti e quattro, perlomeno Musk è stato almeno lui è stato coerente. Però una volta Musk
era simpatizzante democratico, sai? Quindi è un po' italiano anche lui. Ehi, simpatizzante democratico. Beh, cosa dicevano? Che c'è sempre una categoria che va in soccorso del vincitore. Sì. È la frase, in soccorso del vincitore, straordinaria. E poi in Italia si diceva o Francia o Spagna purché se magna. Sì, era del 1400. Francia o Spagna purché se magna. Beh, comunque, insomma, vedremo quello che porterà. Fatto sta che, usando un italiano sofisticato, si conferma che siamo i più meglio del mondo. Senti che è italiano. Anticipiamo i tempi e tutto. Senti che italiano importante, i più meglio Anticipiamo le mode, anche le velocità di cambiamento di programma. Velocità di cambiamento. Vabbè, allora, che dire, uno può essere favorevole o meno a Trump, ma buon lavoro. Buon lavoro a Trump e che ce la mandi buona tutto il resto. Ma secondo te l'Europa ne soffrirà? Che tutti dicono, Trump a un certo punto dirà, io arrangiatevi, non avrete più aiuti da noi. Diventa un'occasione irripetibile per l'Europa per svegliarsi e tirar fuori quello che nella bambagia finora non ha tirato fuori. E con questa frase, professor Maggi,